Eccolo il nuovo macchinario che sforna ogni giorno un migliaio di visiere protettive universali nate dall'ingegno di tecnici che hanno lavorato senza sosta ai desk della computer grafica della Silicon Plastic per rispondere alle richieste delle aziende sanitarie di approvvigionamento di dispositivi individuali di protezione per i reparti Covid. La decisione di riconvertire parte della produzione della storica azienda che sorge alla sinistra orografica del Maresone in Val di Zoldo proprio durante la fase 1 della pandemia. Abbiamo percepito da parte di queste ULSS delle difficoltà nel reperire questi dispositivi. In particolare avevano dei tempi di approvvigionamento di circa 2 mesi. E c'è orgoglio nella famiglia Costantin, proprietaria di Silicon Plastic, che da oltre 30 anni produce componentistica per occhiali a servizio delle più importanti aziende in Italia e all'estero e che occupa oltre 100 dipendenti. Il nuovo prodotto si presenta leggero, comodo, facilmente regolabile e indossabile anche da chi porta occhiali da sole o da vista. Arrivano tante richieste, più che altro di informazioni, per dei piccoli commercianti, gente che comunque è esposta a delle possibilità di contagio, oppure parrucchieri, estetiste. Questo è un prodotto che non è ingombrante come i caschi che si vedono in commercio, ma che dà lo stesso grado di protezione. Una nuova produzione che è motivo di orgoglio per il primo cittadino di Val di Zoldo. Cui stamattina i titolari dell'azienda hanno consegnato una fornitura di visiere universali destinati in prima battuta al personale della casa di riposo, ai volontari delle ambulanze e ai commercianti che ne hanno fatto richiesta. Trovare in questo momento difficile le energie, la volontà di farsi spazio è sicuramente segno di forza. La montagna si difende, si inventa, si reinventa e noi siamo orgogliosi della Silicon Plastic e anche dei lavoratori naturalmente che si prestano a andare avanti e a lottare per resistere.